riscosso successo e partecipazione a San Biagio Platani in provincia di Agrigento la giornata del trekking, organizzata dall'Associazione Platani Cultural Experience con alcune aziende tutte locali. Gli ospiti, nell'ambito della concomitante giornata del pastore, hanno riscoperto le tradizioni legate alla produzione del latte anche con degustazioni. Poi in giro per le zone boschive di San Biagio Platani, tra paesaggi mozzafiato, compresa la foce del fiume Platani. Gaetano Ravanà. È stato un grande successo, un giorno da pastore ideato dal Platani Cultural Experience di San Biagio Platani. Dopo il punto di ritrovo alla scuola Falcone Borsellino del piccolo centro agrigentino, la carovana si è spostata in contrada Mandralia presso l'Icalips, dove sono state le capre ad essere le vere protagoniste, le capre della Mannirata. Tanti momenti di degustazioni e tanti luoghi scoperti in aperta campagna, uno spettacolo della natura, protagonisti soprattutto i bambini. Oggi ci siamo ritrovati qua in una mannera cosiddetta, in una mandria di caprina, perché oggi abbiamo fatto il giorno da pastore. Perché il giorno da pastore? Perché i pastori sono i custodi non soltanto della natura stesso che li circonda e anche degli animali, ma anche i custodi di una tramandazione di quelli che erano i nostri avi. In che senso? Questo è un lavoro che praticamente è rimasto quasi intatto dalla cultura precedente ad oggi, uno dei pochi lavori che è rimasto intatto dalla cultura precedente ad oggi, cercando di far rivivere queste giornate alle persone che vivono nelle città, che vivono ogni giorno dallo stress del lavoro, quindi possono venire qua e rilassarsi vedendo questi panorami unici sulla Valle del Platani e anche sulla Valle del Turvoli. Una giornata all'insegna proprio intanto dell'aria aperta, perché oggi abbiamo tutti bisogno di stare un po' all'aria aperta, poi per vedere, ritornare alle vecchie tradizioni, ai vecchi mestieri in un certo senso, e anche per gustare e vedere i prodotti direttamente dal produttore. Come poco fa ora abbiamo visto la mungitura e subito dopo la colazione con il latte Benamundo, che i ragazzi, i bambini sono stati molto felici ed è stata deliziante per tutti i partecipanti. E la mungitura, proprio mi dicevano un paio di amici, che è stata una cosa fantastica. La vostra associazione continua a crescere? Sì, continua a crescere. Questo è un appuntamento che già abbiamo fatto per altre volte. Oggi abbiamo raggiunto il massimo della presenza, ma abbiamo altre giornate dedicate sempre a tema e specifiche, ma sempre con la stessa idea e lo stesso fine, sempre di promuovere sia il territorio che i prodotti del territorio. 1, 2, 3, Teleagros! Bravi! Un applauso a questi belli bimbi, ce lo facciamo! Un applauso!